Buon pomeriggio, questa volta puntualissimi al secondo appuntamento con Di Sabato Pomeriggio e benvenuti per davvero, grazie per tutti i messaggi che sono arrivati in questa settimana per dirci bravi e noi siamo contenti perché chi fa questo mestiere ha bisogno del calore del pubblico, sempre. Questo è un contenitore in cui ci sono tante rubriche, la prima, quella diciamo che scatena un po' il pubblico da casa, è proprio Io canto per, e per questa rubrica non sono sola perché con me, ma soprattutto la cura lui, Gianni Marsili, eccolo! Buonasera Gio, buonasera, grazie, buonasera. Mi avvicino a te caro Gianni, avvicino. Intanto per capire questa settimana come è andata, che cosa ti hanno detto, perché so che anche tu hai ricevuto un po' di telefonate. Un po' di telefonate da artisti, da produttori, da impresari, i quali hanno trovato lo spazio chiaramente interessante e io anzi colgo l'occasione, se tu me lo permetti, certo, per dire a tutti che è vero, c'è un po' di gara, ma la verità è che questa è una vetrina, vuole essere solo un'occasione e quindi chi vuol venire non deve assolutamente temere di essere messo in gara o altro. Questo ci tengo a anche dirlo. Anche perché venendo tutti a due dal canto, tu come produttore e io come cantante, sappiamo cosa significa, esatto, diciamo, mettersi in gioco, che magari in quei 3 minuti devi far vedere cose che invece hai una vita, un trascorso, no? Chi ha vario titolo, che è più giovane, chiaramente sta iniziando adesso, ma c'è gente che invece canta da tanti anni, insomma. Se tu permetti, io la vedo come un'occasione. Io permetto sempre, perché questo è il tuo spazio, anzi, ti ringrazio e voglio correggere subito il primo errore che ho fatto la settimana scorsa, perché tu sei stato produttore artistico, quindi hai organizzato le tournée di tanti artisti importanti, di tutti, credetemi tutti, tranne uno che è Baglioni, e invece io che coltivo in amicizia e stima. Esatto, e invece io l'altra volta ho detto Baglioni tante volte perché col fatto che di sabato pomeriggio ci stava. Poi no? Baglioni proprio in questi giorni sta facendo un concerto a Roma, quindi esatto. Era chiaro, sì. Noi ricordiamo che siamo in diretta, lo ricordiamo perché comunque abbiamo l'adrenalina della diretta che comunque insomma tanto è importante. Per dire sono le 3:05. Vedi? Le 15. Le 15. Altrimenti penso non sia notte. Certo. E abbiamo anche la prima novità. Subito alla seconda puntata abbiamo già una novità. Abbiamo giustamente anche una vetrina musicale e abbiamo con noi un pianista, un bravissimo cantante, un artista tutto tondo, e con noi Alex Parravano che ci farà compagnia per tutte le puntate. Eccolo, potete anche fare un applauso voi che siete in studio, così vi teniamo impegnati. Io direi di partire con questa vetrina. Anche oggi ci sono 4 artisti, anche oggi aspettiamo il vostro voto WhatsApp da casa, ma il numero lo diamo adesso, che dice o lo diamo dopo? Il numero lo diamo adesso, ma potete iniziare, potete iniziare a votare subito dopo l'esibizione dei 4 artisti. Il numero è 342 62 75 717. Io direi di partire subito con il primo artista. Ha un brano molto particolare, poi ce lo faremo spiegare perché adesso vi svelo, prima di tutte le rubriche, noi abbiamo questa rubrica che dura circa mezz'ora, poi con tutti i ragazzi torneremo nell'ultima mezz'ora, quindi mi raccomando non vi muovete da dove state. Il primo artista che ci canta un brano che si chiama Chiaro di Monet col codice 01, Matteo Sica. Io canto per... Ecco. Proteggimi, proteggiti, la notte lascia i lividi, è facile bruciarsi quando non conosci i limiti. Ora vai, portati via i tuoi guai, mentre il desiderio che ho di te non mi fa stare bene, ma neanche male, come un colpo di pistola, un nodo in gola. Oh, ma dimmi un po', ma noi che ci andiamo a fare? Se poi continui a camminare sui miei passi,
ti do un fiore lo calpesti, ti do un fiore e mi calpesti. Oh, ma dimmi un po', dimmi un po', dimmi un po', ma noi che ci andiamo a fare? Se poi la luna sembra un chiaro limone, io ho preso a male in un momento, e mille grazie a te, e mille grazie a te. Ricordati quel giorno in cui aspettavamo insieme, la metro non passava mai, le corse sotto il sole, dimmi ora che fai, tu dimmi ora che fai. Come un tamburo picchi forte su di me, ma in fondo suoni bene, come l'estate, perduti insieme in questa immensa Roma. Oh, ma dimmi un po', dimmi un po', dimmi un po', ma noi che ci andiamo a fare? Se poi continui a camminare sui miei passi, ti do un fiore e lo calpesti, ti do un fiore e mi calpesti. Oh, ma dimmi un po', dimmi un po', dimmi un po', ma noi che ci andiamo a fare? Se poi la luna sembra un chiaro limone, io ho preso a male in un momento, e mille grazie a te, e mille grazie a te. Dimmi un po', ma noi che ci andiamo a fare? Se poi continui a camminare sui miei passi, ti do un fiore e lo calpesti, ti do un fiore e mi calpesti. Oh, ma dimmi un po', dimmi un po', dimmi un po', ma noi che ci andiamo a fare? Se poi la luna sembra un chiaro limone, io ho preso a male in un momento, e mille grazie a te, e mille grazie a te, e mille grazie a te. E mille grazie a te. Matteo Sica, Chiaro di Monet. Grazie Matteo, accomodati pure lì sugli sgabelli, grazie. E noi diamo subito il via per la seconda artista col codice 02, Diora Rivoluzione. Io canto per... E facciamole l'applauso anche a lei, giusto? Sotto i portici del centro, camminando a passo lento, tra le cose che ho da dire, tra le cose che ho da fare, proverò a non scivolare tra i pensieri e le emozioni, stretta ai margini del tempo e le mie contraddizioni. Volerò senza più le mie paure, salirò tra le nuvole e le stelle, canterò questa mia malinconia che mi tiene compagnia sotto i portici del centro. E cosa dire, cosa fare, cose bene, cose male, io la voglio colorare questo mondo un po' banale. Cosa dire, cosa fare, forte e fragile ma uguale, io sarò rivoluzione, la mia impresa eccezionale. Ai ai. Tra i rumori io mi fermo, chiudo gli occhi in un momento, è così forte il mio sentire, quanta strada che ho da fare, proverò a non farmi male, con i sogni e le illusioni, chiuse agli angoli del tempo, che in silenzio tiro fuori, e volerò senza più le mie paure,
rivoluzione, la mia impresa eccezionale. La mia impresa eccezionale è la mia rivoluzione, essere me stessa, fuori e dentro dalla festa. E cosa dire, cosa fare, forte e fragile ma uguale, io sarò rivoluzione, la mia impresa eccezionale. Cosa dire, cosa fare, forte e fragile ma uguale, io sarò rivoluzione, la mia impresa eccezionale. La mia rivoluzione, la mia rivoluzione. Diora, rivoluzione, grazie Diora, dammi il microfono, accomodati, grazie pure e partiamo con l'altro concorrente e lui si chiama Kino, mi raccomando, codice 03 Kino, poi vi dico perché ho detto mi raccomando, perché lui dice che spesso questo nome non lo pronunciano giusto, eccolo, questo è il tuo microfono con Mental Mates. Kino. Questa solitudine la chiamano follia, questo sogno futile lo chiamano utopia. Ridicolo se scivolo, poi perdo la speranza. Nel vicolo Quasimodo che piange per Smeralda. La presenza di colore nel mondo immaginario e l'assenza di calore quando cala il sipario. Giù nel corridoio dei dolenti letali, tu con il petrolio mi rallenti le ali. Non ricordo niente tranne quella ratura, il morso di una serpe mi serve la cura. Non sente la gente per colpa delle mura, resterò per sempre schiavo della paura. Cerco me stesso nella stanza degli specchi, il mio riflesso che mi guarda a denti stretti. Nel labirinto il minotauro vuole catturarmi, Arianna mi inganna, col filo sa impiccarmi. Cerca di non perderti nel bivio della scelta, ti prego soffermati e vola. Sii leggero come un petalo, ma non dimenticare consigli di Detalo. Andre vive? Chi non sente scrive, Andre ride, chi non smette descrive, Andre si deprime, chi non lo descrive, Andre si decide, allora chi non incide. Destra, sinistra o la faccio finita, pensa una scelta può cambiarti la vita. Ho messo in ogni passo la paura di sbagliare, lo stesso cado in basso e continuo a scavare. Un saggio mi disse che il futuro lo si crea, è il viaggio di Ulisse perso nella marea. Spero nel lieto fine ma ho paura a dirlo, credo che sarà una trama alla Black Mirror, perché qua giù non è come ti raccontano, quanto vali tu e quelli che ti circondano. Chiamala uniforme ma la folla l'ha divisa tra le crepe, ogni siepe ti blocca l'uscita. Cammino osservo, mi sembra tutto effimero, respiro mi spengo come fossi un fiammifero. Perso nei gironi, con le anime dannate, vivrò nelle canzoni e le strofe registrate. Cerca di non perderti nel bivio della scelta, ti prego soffermati e vola. Sii leggero come un petalo, ma non dimenticare consigli di Detalo. Andre vive? Chi non sente scrive, Andre ride, chi non smette descrive, Andre si deprime, chi non lo descrive, Andre si decide, allora chi non incide. Andre scrive e basta, ma se ride, sta a te vive l'alba, hai due vite come macchia ed ansia che non stanno bene dentro alla stessa stanza. Oltre agli altri anche non penso che mi sappia ambientare, è da un po' che mi son perso nella gabbia mentale. Dopo un po' ci scrivo un testo che mi cambia il pensare, non voglio parole al vento. Kino con Mental Mates, grazie Kino, ti puoi accomodare e tieniti il microfono lì, guarda, accomodati lì, grazie. E andiamo con il codice 04, è una ragazza, I cannot forget you, Selvaggia, Selvaggio io il tuo microfono, eccoti, grazie. Io canto Selvaggia.
Selvaggio, ti puoi accomodare lì, portati il microfono e da questo momento sul 342 6275 717 può partire il televoto. 01 Matteo Sica, codice 02 Diorà, codice 03 Chino, codice 04 Selvaggia. E da questo momento ci possiamo pure un attimo rilassare, perché comunque no? La gara, anche se non c'è, io personalmente la sento, nel senso che ho paura di non dare a tutti lo stesso, in qualche modo, spazio, no? Tu mi capisci? Sei imparziale e un ospite sicura. Allora, io volevo partire da Chino perché Chino purtroppo nella seconda mezz'ora non ci sarà, perché io canto per, intanto, tu canti per, io canto per... quel microfono molto vicino. Ok, allora io canto principalmente per me stesso, per dare sfogo, diciamo, a quelli che sono i miei pensieri, che possono essere, penso, i pensieri di qualsiasi ragazzo di 20 anni a oggi. Che sento anche dei testi molto, si può dire duri, insomma, un po' protesti un po', perché sono andata a spulciarti. Chiaramente questo lo chiedo a tutti quanti, andate a spulciare i nostri ragazzi, basta andare sui social, oggi si arriva dappertutto e si capisce anche un po', come dire, la personalità. E lui, siccome nella seconda mezz'ora non ci sarà perché va a lavorare, ecco, nobile. Ha già il piano B, lo possiamo dire quello che fai, se vuoi. Guarda, in realtà al momento io vado ancora a scuola. Certo, sei frequento giovane. Ancora al quinto superiore, però vabbè, comunque tra i vari lavoretti che faccio la sera consegno le pizze. Ragazzi, purtroppo... facciamogli un applauso perché, guarda, solo tanto di cappello perché... È giusto, i grandi hanno cominciato tutti così, esatto, consegnando le pizze. Studi, hai una passione, studia la passione del canto, scrive e poi vai a consegnare le pizze, ma ce ne fossero di ragazzi così, evviva! Certo. E allora io do un po' più di spazio a lui solo perché so che nella seconda mezz'ora non c'è, però chiaramente vale per tutti. Adesso facciamo il giro, andiamo da Diorà, che ha questo nome che sbagliano tutti. Ah, scusami, mi ripassi un attimo a Chino, perché dici sul tuo social dici che sbaglio nel nome, non ti chiami Cino e non ti chiami Chino con la K, ma Chino, giusto? Sì. No, sì, perché bene? molto spesso mi capita che la gente si confonde, oppure quando prima di andare a suonare vado a consegnare le strumentali al DJ, spesso o mi chiamano Cino quando mi presentano, oppure se devono scrivere Chino con la K, quindi Chino? ci tengo a precisare Chino. Vai. Molto semplice. Bene, un altro nome complicato, tra virgolette, è quello di Diorà, perché è il dio del sole, ma non tutti giustamente lo sanno, e quindi fanno un po' fatica, questa H va un po'... come è uscito questo nome? Come ti è nato? Esattamente, hai detto benissimo, perché è ispirato alla divinità del sole Ra. Io sono un amante della mitologia e della storia dell'arte. Ho studiato, sono un'appassionata di antico Egitto e così mi sono lasciata ispirare più che altro dal fatto il dio sole, ma semplicemente perché in molti mi riconoscono questa solarità e questa positività. Ho voluto giocare un po' con la cosa del sole, della solarità. Però nelle grafiche, come lui ha il problema della pronuncia, io ho il problema delle grafiche, che spesso ci si confonde con quest'H, che alcuni la tolgono, alcuni la mettono... confusi, hai visto? Ok, passa il microfono Oggi a è uno perfetto. che ha il nome, come si dice, come lui è mamma, tranquillo. Come mamma l'ha fatto, ma adesso scopriamo che invece non è così, perché Matteo Sica... Sì, no, il mio nome. Il tuo nome e cognome. Sì. Non hai pensato a un nome d'arte perché... No, perché mi sento me stesso così, sì, non sento bisogno di trovare un nome d'arte, quindi sono rimasto Matteo Sica. Non hai avuto questa esigenza? No. Allora, passiamo solo un attimo il microfono a Selvaggia, così facciamo, e poi chiaramente facciamo parlare Gianni. Selvaggia, bisogna stare attenti, no? No. Selvaggia è il tuo nome invece? Sì. Sei tranquilla però. Sì. Selvaggio, sai. Tutto il contrario, infatti. Vediamo, questo nome andava molto in voga negli anni '80, Selvaggia. Sì, è vero. Poi dopo per un periodo era sparito, adesso invece vedo che è un po' tornato. Sì, c'è stata qualche artista che ha usato questo nome ai tempi. Come no? Tu sei giovanissima. Sì. Tu canti per, io canto per...
ovviamente anch'io per me stessa, perché il canto è sempre stata una mia passione da quando sono piccola. Cioè adesso? Sì, da quando sono quando piccola. ero neonata. È come una valvola di sfogo anche quando magari per tutto il giorno ho studiato e allora quell'ora libera per cantare la trovo. Oppure, non lo so, qualsiasi cosa, tutto il giorno io canto in un modo o nell'altro. È uno sfogo, una passione che spero che sboccerà a breve, perché che diventi la tua professione. Esatto. E voi siete qui al cospetto di questo signore che veramente ha portato sui palchi di tutta Italia i più grandi e insomma avere no, guardalo. E quindi ora lascio la parola a lui, a questi ragazzi, qualcuno che ha più esperienza, qualcuno meno, ma insomma intanto, 4 brani bellissimi. Complimenti per le 4 produzioni. Magari qualche consiglio, se siete d'accordo, lo vorrei dare dopo, perché siamo in votazione, abbiamo poco tempo, magari anche rischio che... No, ma giusto per avere... Io mi sono trovato davanti con piacevole sorpresa a 4, passami il termine, prodotti ben definiti, con un futuro, nel senso che si vede che c'è un progetto. Poi dove vada il progetto e quale sarà il futuro è competenza vostra e di chi collabora con voi. Però devo dire complimenti a chi vi ha curato, a voi per il modo come vi siete presentati, e quindi portate lustro anche a noi che stiamo appunto cercando questa vetrina, no? Ecco. Siccome abbiamo veramente adesso poco tempo, perché sta finendo già, abbiamo già finito la nostra mezz'ora, allora mi raccomando, voi continuate sul 342 6275 717 a votare, dico solo i codici: 01 Matteo Sica, 02 Diorà, 03 Chino, 04 Selvaggia. Noi ci vediamo subito dopo la pubblicità con una rubrica che ha messa molto a cuore, le migranti. A tra poco. Bene.